Amici bellini, questo video noi lo facciamo perché, ma non per commentare la situazione, lo sfottò del Lens, onestamente, ma perché serve una riflessione approfondita sui per come e sui per cui. Quindi cominciamo. Tra l'altro io mi sono tolto uno sfizio, però ne parliamo più tardi aspetta. Lasciate i we like! Ah, è bellissima. Allora, calma, benvenuto Phoenix Fire e iscrivetevi al canale perché ne sapremo di più. Io mi sto informando, sto cercando di capire il perché, il per come si sta muovendo il Napoli, e quindi lasciate i we like perché la buona notizia, ragazzi, è che il tempo vola. È una cattiva notizia e una buona notizia allo stesso tempo. Perché? Perché più ci avviciniamo all'inizio del campionato, e manca pochissimo, più le situazioni si risolveranno, e quindi noi il nostro fremere, le nostre perplessità, tutte le paure, le preoccupazioni legittime di questi giorni verranno risolte in un certo modo. Cioè, il difensore arriverà, non si sa quale sia, onestamente. Adesso parliamo per un paio di giorni di Murillo, di questo difensore brasiliano di cui si sta parlando adesso, giovane, talentuoso, tutto quello che volete voi, e poi non se ne parlerà. La questione è molto semplice. Allora, con uno screenshot prima di tutto vediamo questa perché è l'unica notizia che è successa. Cioè, io cercavo, ho aspettato con gli amici abbonati, che sta succedendo? Niente. Report dell'allenamento, ovviamente, per questa botta di Kvara, Osimhen ancora a riposo, qualcuno che fa personalizzato in campo, va bene tutto. Nel frattempo l'unica notizia che fa fremere i social è questo tweet, insomma è la celebrazione da parte del Racing Club de Lens del rinnovo di Danso con la squadra francese. E bueno, non vi faccio sentire perché poi andiamo nei problemi di copyright, ma insomma ci mettono una tarantella sotto, fanno finta, insomma fanno vedere una sorta ipotetica narrativa di una trattativa dove il Napoli avrebbe mandato i messaggini, capito, ciao Kevin, ti amo l'Italia, ti amo, un soldo ti amo, un'aria ti amo, eccetera eccetera, la famosa canzone. Ma lui mette le croci, noi col cuore spezzato, lui rinnova con il Lens e non verrà in Italia, non ci caga proprio. Ovviamente questo si porta appresso una serie di reazioni. De Laurentiis adesso, e così, poi alcune reazioni, vedi, che poi lo celebrano, dice meno male perché è il migliore difensore francese del campionato francese, dispiace per loro, faranno una brutta fine come capita a chiunque si metta contro il Napoli e contro il DL. E questo è l'amico Edi, l'amico Enzo, che dice che dice il Lens. Se tu cerchi il Lens trovi le Google Lens, le Microsoft Lens, un po' a ricordare quella famosa battuta di Mourinho, che è Monaco, lo Monaco, Bayern di Monaco, Monaco di Baviera, e di stessi colori pagliacci, perché poi c'è sempre la reazione da parte del napoletano di chi dice ma chi è che non c'è nessuno, un pochino come capita, no? Se ne va giù, Giundro non era buona, e quindi siamo sempre Spalletti. Spalletti se ne va, come si chiama? Non era buono anche lui, ha fatto i suoi errori, eccetera eccetera. Poi ci sono anche ovviamente delle cose che non ripeto contro De Laurentiis, qualcuno che dice ci avete umiliati, bravi, ti rendi conto che cosa stai combinando? Questa reazione così. Qualcuno spera di incontrarli in Champions per poi prendersi una rivincita, sarebbe niente male. Ovviamente vai là e Osimhen non gli fa prendere un pallone a Danso e segna una tripletta, sarebbe una bellissima favola. Questo N di cui nessuno di noi ha mai visto una partita sarebbe venuto a piedi scalzi a Napoli, non contate nulla, sappiatelo. Attenzione a dire così, perché qua mi viene in mente che ricordate quelle famose frasi che si dicono in sede di calciomercato: il giocatore X vuole solo la squadra Y, quindi mette pressione alla sua società e la società deve mettersi, perché c'ha il mal di pancia, deve accettare anche un'offerta al ribasso. Non è avvenuta questa cosa, cioè noi la nostra riflessione è: la squadra campione d'Italia è vista in questo momento in Europa come un punto d'arrivo? Mi è rimasto un Danso
Qui mi è rimasto onestamente. È vista come un punto d'arrivo oppure veniamo visti solamente come una squadra di passaggio e magari qualcuno sta pensando è stato un caso, è stata un'annata straordinaria, paragone con il Leicester per esempio. Il Leicester vince il campionato della Premier League, poi dopo se ne scende piano piano e scompare dai radar. E visto così il Napoli avrebbe potuto e secondo me dovuto dare un segnale a tutte le altre squadre d'Italia e anche a quelle in Europa. Dice abbiamo vinto ma non facciamo la fine del Milan, continuiamo a muoverci sul mercato, cerchiamo di migliorarci, vogliamo rimanere a questi livelli. E il Napoli può rimanere a questi livelli onestamente in Italia perché c'è il voto di potere. Vediamo se si riassestano milanesi e juventine, insomma le squadre juventine, tutte le squadre juventine che ci sono, perché ma è inutile insomma commentare Juventus Real Madrid 3-1. Chi l'ha vista sa che insomma c'è stato un buon momento della Juve e poi il Real non è riuscito a segnare. Però la riflessione secondo me va fatta e De Laurentiis secondo me sta rischiando un pochino. Mi dici fatevi il bidet, presi per il culo da Lens. Ovviamente si sposta sempre Cruciani, magari ci vediamo nel girone di Champions. Se non ti presenti con le normali, ovviamente il Napoli però adesso non può dire non l'abbiamo cercato, non l'abbiamo mai cercato, non sarebbe più credibile. Quindi non lo so, vedi in questo caso la sorta di tutta post. Ma chi siete? Conosco Lenz da un mese per questo bluff del Napoli che ha deviato tutti con Danzo. Non ci credo che ha deviato, secondo me era un obiettivo serio ed era pure forte, l'aveva individuato il giocatore il Napoli forte. Però speriamo che ne arriva uno che l'anno prossimo performa come Kim e performa ancora meglio di un Danzo in Francia. Onestamente questa è la nostra speranza, però ci dobbiamo anche muovere, anche perché la riflessione adesso la allargo su Garcia. Ieri abbiamo fatto la cronaca di quella che è stata la partita del Napoli contro il Girona. Non ho approfondito un discorso magari la vena, mi è rimasto un po' di vena. Finché c'è Kvara c'è speranza, ragazzi. Il discorso di Garcia, ne stavo parlando adesso con Agioletto, ne parlo con gli amici abbonati. Mettere il 4-4-2, io capisco l'esperimento tattico, che tu devi essere pronto, devi capire, lui vuole dei giocatori evoluti tatticamente che sappiano fare tutti i moduli ed è giustissimo, è un modo di allenare che mi piace e lo devi fare adesso e non in campionato, ma lo devi fare con i titolari, perché se tu mi fai un 4-4-2 per un quarto d'ora con i giovani non lo vedremo mai e non ha neanche senso vedere i movimenti nel 4-4-2 con un Elmas centrale di centrocampo che non giocherà mai, con un Foloruscio che è dato praticamente fatto al Verona, con Sedat e Zerbin che si devono alternare, Lozano sottopunto. Non lo vedremo mai fatto con i giocatori titolari e non lo abbiamo visto in questa amichevole, quindi non vorrei, ma oltre al dimostrare, insomma, guarda che serve il difensore, perché se metto Ostigard è capitata la pellecchia di Ostigard e quindi il difensore serve, quindi onore a Ostigard. E quindi un Garcia che dice guarda, se poi quello prende il raffreddore come facciamo? Sembra quasi una mini provocazione da parte di Garcia, visto che De Laurentiis a ogni piè sospinto ha ripetuto il 4-3-3, non voglio sapere niente, nessun 4-2-3-1, deve essere 4-3-3, e Garcia gli ripeteva sì, può, diciamo il 4-3-3 sicuramente, ma io devo essere pronto a fare anche altre cose. Ricordiamo che Garcia con il Lione si è messo anche con la difesa a 3 per battere il Manchester City, e quindi potrebbe essere pure una cosa che lui dice sai che di nuovo questo difensore non arriva, boom, 4-4-2, perché il Napoli si presenta 4-4-2 e fa in amichevole con la grafica con il 4-4-2. C'è qualcuno che si augura possiamo fare una bella risposta entro stasera. Il Napoli non deve assolutamente rispondere, men che meno via social, questo mi sembra evidente. Stiamo parlando di un livello, oramai i social stanno diventando un po' così anche a livello ufficiale, insomma le squadre utilizzano i social in questo modo, però il Napoli non deve assolutamente abbassarsi a questo livello e deve rispondere sul campo con i fatti, presentando il difensore senza proprio rispondere. È come i dissing degli youtuber che si facevano 10 anni fa, insomma un youtuber piccolino che attacca uno youtuber più grande per avere un po' di visibilità, e l'hanno avuta, è ovvio, ma lo youtuber più grande non può neanche rispondere. Di conseguenza questo è, ovviamente all'interno di questi commenti c'è anche un po' di razzismo, ovviamente da tutte e due le parti, perché c'è quelli che ne approfittano poi per prendere in giro Napoli e anche alcuni
alcuni napoletani che fanno un'altra forma di razzismo nei confronti dei francesi, con parole evitabili. Di conseguenza, ragazzi, questo è Danzo, non ci pensiamo più. Io, per uno sfizio personale, mi sono tolto lo sfizio di fare una maglietta. Ecco perché vi chiedo dei We Like, perché We Like è un tributo che ho voluto fare ai miei amici collaboratori che mi stanno dando una mano con la grafica del canale, con le thumbnail, e quindi mi sono divertito a metterle sul sito. Ovviamente vedete che il prezzo di costo per me di fare queste magliette non è facile, perché la vedete, c'è anche il Vesuvio sotto, e non è solamente un pezzettino dove tu la metti e la fai, questa è tutta ovviamente stampata dietro e avanti e dietro, e ovviamente mi sono tolto lo sfizio. Facciamola vedere bene, perché è uno sfizio mio personale che mi sono tolto, e quindi fate conto che questa è verde, non vi preoccupate, c'è sempre il green screen, anzi per farvi capire bene i colori, proprio una rivoluzione. Vedete il dietro le quinte, insomma il verde si vede benissimo. Diciamo, al posto di un logo c'è questo qua, c'è il We Like, che è l'azienda di grafici che mi sta dando una mano. Sulle maniche c'è il Messico 86, canzone che se magari non l'avete sentita dovreste andarla a sentire, il fluido.net sull'altra manica. Dietro il mio nome, il mio numero preferito, e anche addirittura mi sono permesso di fare anche perché lo sfizio è quello: costringere un'azienda idealmente a cambiare i colori, niente rosso. Se YouTube sponsorizza le mie maglie, non lo fa, perché è tutto un finto, è tutto un recito. La maglia retro c'ha lo sponsor così, con il pattern, è qualcosa di spettacolare. Mi sono divertito moltissimo. Questo è il colore originale dello scudetto, come dovrebbe essere in patria. E qui vi faccio vedere ovviamente la nuova maglia, questa qua che indosso, e a prezzi accessibili come tutte le altre. Queste qua all over print mi costano un botto, quindi questo è non vi dico nemmeno di prenderla onestamente. Se la volete prendere, quella We Like avrà uno sconto. Se io aggiorno, vedete, è comparso lo sconto perché gli amici di We Like ci danno una mano, ma questi sono i prezzi di costo, perché compresa di spedizione questo è il prezzo vostro finale, e mi sono permesso di farne una con azzurro fluido come main sponsor. Qui addirittura ho fatto il dettaglio dei numeri in un certo modo, con la cosa che secondo me è bellissima. E qua mi sono allargato, dato che il nome Kvarbo sicuramente i diritti, vabbè, lasciamo perdere, ma insomma, con lo sponsor del Messico 86 come main sponsor, eccetera eccetera. Qualora voi voleste impazzire e prendere queste magliette per giocare, c'ha la slim fit uguale a quella del Napoli così, ma il tessuto, se voi lo mettete a paragone con la replica del Napoli, è meglio il mio, devo dire la verità, perché a me 95% poliester e 5% di spandex, mentre quella replica del Napoli è 100% poliestere, quindi si suda un po' di più. Questa qua è proprio meglio di qualità al tatto. Se siete impazziti e volete comprarmi una maglietta del genere per fare i vostri tornei, che è una cosa che mi fa piacere, ovviamente se la volete col nome che vedete, nome Valerio Fluido, è un mio tributo, un onore assoluto. Se la volete col nome Kvara, sta lì. Se la volete invece con il vostro nome personalizzato, mi dovete scrivere in privato e io ve la metto sul sito a questo prezzo di costo, proprio con il vostro nome, il vostro numero preferito. Oppure tra poco ne metterò anche una senza nome e senza numero, con la schiena dritta, e in modo tale che la potete poi personalizzare voi in seguito e ci divertiamo. È uno sfizio mio personale. In un universo parallelo, il Napoli che vince lo scudetto dice a me di fare la grafica, io chiedo aiuto ad Umberto, facciamo questo pattern vesuviano, ci mettiamo l'azzurro fluido davanti ed è un bello spettacolo, rimettiamo le cose a posto. Insomma ragazzi, il Napoli ha polverizzato la campagna abbonamenti, quindi voi iscrivetevi al canale, perché c'è il 51% di quelli che guardano i video che non sono iscritti. Di conseguenza il Napoli mi ha battuto
io ho 17.000 iscritti, il Napoli ha quasi praticamente 25.000 abbonati, quindi bene per il Napoli, bene le magliette, bene la presentazione, la maglietta è uno spettacolo, la maglietta però non arriva all'estero, diventa un problema, male le amichevoli, male per ora il mercato, bene i rinnovi che ti fanno pensare al lungo ciclo, al percorso che il Napoli sta facendo con dei punti cardine che restano nella squadra, però bisogna ancora fare delle cose e il Napoli secondo me si deve dare una mossa perché si rischia di rimanere col cerino in mano e questa storia di Danso ci conferma che il Napoli l'aveva cercato. Dobbiamo a questo punto dare credito a quelli che hanno fatto uscire la notizia di Danso, si hanno fatto uscire anche Kilman, Lenormane, gli altri Mavropanos e gli altri difensori di cui si è parlato. Può essere che il Napoli abbia fatto sondaggi di qua e di là, se non offri un grande ingaggio al calciatore, il calciatore può anche risponderti io preferisco rimanere nella squadra dove sto bene, e quindi non lo convinci e quindi non convinci la squadra ad abbassare le pretese, visto che oramai tutti quanti sanno che abbiamo incassato una bella cifra per Kim e ti prendono per la gola. Ecco perché molto spesso devi comprare prima e devi averla già la soluzione in tasca nel momento in cui pagano la clausola, e lo sapevi già. Quindi adesso io ho detto aspettiamo, ho fatto il paragone Koulibaly-Kim, sono passati 10 giorni da Koulibaly a Kim, non era nemmeno sicuro che Koulibaly se ne andasse perché Spalletti gli aveva affidato la fascia di capitano. In 10 giorni il Napoli ha aperto i taccuini di Giuntoli, ha preso Kim, ha convinto Kim, gli agenti di Kim, non firmare con il Rennes, mettiamo la clausola, facciamo, però ci servi, e ha sistemato in 10 giorni, 11 giorni quella cosa. Adesso siamo ben oltre questi limiti, tra poco si comincia il campionato, non ci sono esperimenti da fare per quanto riguarda, serve un difensore forte che sappia impostare, che sia bravo a difendere e che sappia impostare, questo è importantissimo. Poi ti puoi conservare Lozano, poi ti puoi conservare Gaetano, puoi rimanere, se hai bloccato Osimhen, che ancora ci devono far sapere una sicurezza, se hai bloccato Osimhen va bene, Osimhen, Kvara Raspadori a centrocampo te la cavi in qualche modo, arriverà un giocatore che giocherà poco al posto di Anghis, serve ma giocherà poco al posto di... certo c'è la Coppa da... lo vedete quanti sono i rischi che si sta prendendo il Napoli in questo momento. 3 agosto, non possiamo aspettare il 12 agosto per il colpo di teatro, se De Laurentiis sta pensando al colpo di teatro, oppure è talmente bravo De Laurentiis che, questo solo per quanto riguarda il rinnovo di Osimhen perché nel frattempo si allena, se tu stai pensando di fare il colpo di teatro sotto sotto non gli stai dando un giocatore a Garcia che lui deve allenare e devono allenare la difesa e devono fare tutta una serie di cose, si devono amalgamare, se no rischiamo di sprecare il ben fatto e quindi tutto il vantaggio accumulato rispetto alle altre squadre, perché una cosa è certa: resta l'impianto di squadra, benissimo, il Napoli è ancora competitivo e se la gioca per lo scudetto. Cambia però l'allenatore, cambiano una serie di equilibri all'interno dello spogliatoio e bisogna imparare nuove cose. Serve il tempo che trova. Spalletti ci ha messo 2 anni, Sarri 3 anni, Garcia al primo anno gli devi dare tutte le cose possibili così per sperare che vada benissimo da New York. Valerio Fluido è tutto, abbiamo fatto un altro video che speravo, io mi sveglio al mattino, questo è il giorno in cui presento il difensore, non ancora, aspettiamo.